È una seconda distruzione del territorio, non di Seneghe, di tutta la Sardegna. Quelli sono speculatori di soldi, quelli vogliono soldi. Mandano via noi e entrano loro, a noi ci fanno morire di fame. Questa che si vede, c'è l'ondolina che fa questo più boschivo, lì è Nugai Lande, c'è un nuraghe lì. Poi più sopra ce n'è ancora un altro che è Nugai Gampu. Più a destra qui, sempre c'è Littu, su un nuraghe Littu. E lì ci ho fatto la gioventù, da ragazzino lì ho sempre vissuto lì, con i maiali e pecore, con papà e tutti insieme. Allora era abitato la campagna, c'era gente. In una capanna essere 7-8 a dormire. E adesso non c'è più niente. Ci hanno tolto tutto, quello che penso io. A Piacenza sono stato io. A Piacenza ho fatto sempre in vaccheria, sempre con le bestie. Animale con bestie. Mi è piaciuta sempre la campagna, la vita di campagna. Sono rientrato dopo 15 anni e mi ho fatto la casa e sono andato via perché qui non c'era niente. Ho detto, papà, io non ci resto più qui, io vado via. E lui non voleva, si è arrabbiato. Io non ci sto più qui. C'ho la vita davanti, avevo 28-29 anni. Sono andato via, vado 10 anni, mi faccio la casa, in quel tempo lì i soldini bastavano. Ho fatto 15 anni, ho messo un gruzzolino a parte, ho fatto la casa, poi sono rientrato, ho preso dei terreni, questo e altri, e ho fatto la vita del pastore sempre. Tutto solo, io e mia moglie. Mi viene di andare in giro non mi è mai piaciuto. Lavoro, casa, lavoro. A ballare, qui si ballava, ballo ancora in piazza e quelle cose lì, mi piacciono. Quello che posso fare faccio. Ho messo l'orticello qui. E uno che è abituato come me a stare a casa e diventa matto. Perché qui c'è il recinto lì e andavo con gli anziani perché ti raccontavano delle cose che io non sapevo, delle guerre, di tutto, delle campagne, come si viveva, come sto raccontando io adesso. Erano delle storie che noi tra giovani non si dicevano, non si raccontavano. E anche per me era una scuola anche quella. Adesso non c'è più umanità, non c'è più, possiamo dire, perché si dice quella parola, non c'è più educazione, non c'è più educazione. Prima c'è un rispetto. Uno se aveva 10 anni in più di me, devostea. Lei, adesso no. Oh tu, scusa, testa di... A momento lo dicono anche al padre, testa di banana, ma lascia perdere. Che ci incontravamo sempre a cavallo dell'asino. E magari non lo conoscevo bene, non lo salutavo. Ti rimproveravano subito. E talvolta sallimba di la tutta strava. Di naranta. Puta una foglia, perché non saluti? Il saluto è la buona giornata. A casa buonanotte e buongiorno. Buongiorno e buonanotte. Benissimo, così capiamo qual era, perché non è servita. Come trofeo. Papà faceva avena, orzo, fave, il frumento per la famiglia. Perché si bisticciavano per prendere un pezzo di terreno per fare il frumento, il grano per la famiglia. 2 all'agricoltore e 1 al padrone. Io ho conosciuto i muratori che facevano il frumento.
per il pane. Due parole su questa cosa che sta avvenendo qui, questa industria energetica. Quelli sono speculatori di soldi, quelli sono soldi. Mandano via noi e entrano loro, a noi ci fanno morire di fame. Accontentano quel che vende quel pezzo di terra e basta. Io vendo questo 60 ari di terreno, mi danno 40-50 mila euro. Io sto bene con 50 mila euro, o 30, quelli che siano. Ma e il resto della famiglia, diciamo della famiglia del paese, della comunità, cosa fanno? Cosa fanno? Perché devono fare la corrente qui per venderla per gli altri? Perché? È un imbroglio, una parola, all'ignoranza che abbiamo noi in quel campo lì, perché in quel campo siamo ignoranti, non sappiamo cosa andiamo incontro, ma loro lo sanno, tutto quello che, la filettatura che c'è dietro, avanti e dietro anche. Cosa possiamo fare? Dire no? No, ma tanti dietro, no, 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 no. Fanno finta di non saper niente. Non siamo noi un focolare lì che bruciamo quattro rami di legno che inquiniamo l'aria, no. Milioni di macchine per terra e migliaia di aerei in aria. Io in quel campo sono ignorante, però la mia mente mi dice quello. L'ho visto fatto in legno al fabbro, ho detto, tu me lo fai. Ma adesso ce ne sono tanti in giro. Grazie Allora, a lei. copiato tutto Grazie da a lui. lei. L'ho fatto io al fabbro.